Ecco la situazione meteorologica, l'inizio settimana ancora condizionato dal promontorio di matrice subtropicale che staziona sul Mediterraneo centro-occidentale e che porta alla nostra regione condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con temperature superiori alle medie climatiche sia di giorno che di notte. Sin dal primo pomeriggio incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne dove non si escludono brevi rovesci ma limitati alle Alpi Liguri, mentre velature transiteranno sul resto del territorio regionale fino al termine della giornata senza conseguenze. Venti deboli al più moderati meridionali nelle ore centrali del giorno, in rotazione a nord durante la serata, mare quasi calmo poco mosso. Temperature in lieve ed ulteriore aumento con punte massime sulla costa fino a 33 gradi, nelle zone interne fino a 36. Per domani, martedì 4 agosto, la Limet prevede di notte al primo mattino cielo sereno sull'intera regione, fatta eccezione per qualche annuvolamento sull'estremo ponente, ma a partire da metà mattinata si assisterà al transito di stratificazioni medio-alte da ovest verso est fino al termine della giornata senza fenomeni. Venti fino a moderati o tesi dai quadranti orientali sull'Imperiese, deboli al più moderati da meridione altrove, con mare mosso sull'Imperiese, in prevalenza poco mosso sul resto della regione. Terminiamo con le temperature minime stazionarie, massime in lieve calo.